Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio. Cominciamo la riunione di oggi con i gentleman in sulchi a cavalli di 4 anni, sono in 10 al via. Andiamo a leggere lo schieramento di questo premio Aniok. 1 Another One Move, Patrick Romano, 2 Atos dei Veltri, Elena Villani, 3 Polpaisi, Carlo Ballotta, 4 Achille Aget, Michele Canali, 5 Sidney, Filippo Monti, 6 Accanto dei Beauty, Mario Riaccarino. In seconda fila 7 Albani Adri, Jessica Pompa, 8 Abu Dhabi Gar, Matteo Zaccherini, 9 Aida Capar, Michela Rossi, 10 Adelaide Dinò, Filippo Esposito. Vediamo l'errore proprio di Atos dei Veltri, che era il cavallo più atteso, ed è quindi Achille Aget. Numero 2 Atos dei Veltri squalificato. Tanto c'è l'errore anche di Apple Paisi e quello di Accanto di Beauty. In vantaggio Achille Aget con Michele Canali in seconda posizione. Vediamo l'1 di Another One More davanti ad Albani Adri, filtrato bene dalla seconda fila. Intanto i primi 200 metri van via in 15,7. Quindi Achille Aget battistrada su Another One More e Albani Adri, mentre cercano di ricongiungersi quelli non squalificati, ovviamente 400 in 31,9. Ora cerca di portare il cronometro dalla sua parte Michele Canali con la figlia di Pine Chip, è sulla seconda curva. Tanto avanza al largo Filippo Monti con Sidney che è di fuori scoperto. Arriviamo al paletto dei 600 metri, 49 addirittura, appena abbondanti. Numero 3 Apple Paisi squalificato. Decisa. Michele Canali, la seconda pariglia è presa da Abu Dhabi Gar, mentre all'esterno vediamo anche Accanto dei Beauty. Il giro va via in 1,5, ora 15,9, leggermente accelerato il battistrada, sempre Another One More con Patrick Romano, seconda alla corda davanti ad Albani Adri. Poi vediamo anche Aida Capara alla corda, siamo ormai in prossimità del paletto del chilometro che viene passato in questo momento in 1,21,3. Sempre di fuori scoperto Sidney che ora accentua la sua pressione, sempre trascinandosi Abu Dhabi Gar, mentre c'è anche la terza ruota da parte di Accanto dei Beauty, retta di là, ora si va decisamente più svelti in 14,6 e Sidney passa al comando su Achille Aget. Poi vediamo Abu Dhabi Gar. Siamo a poco più di 200 metri dalla Numero conclusione. 10 Adelaide Dinò squalificato. Passa l'ultima curva in 14,4, retta d'arrivo, Sidney è in vantaggio su Abu Dhabi Gar che ci prova Abu Dhabi Gar, ma Sidney ha ancora buone energie, ultimi 50 metri, alla fine Sidney viene a vincere su Abu Dhabi Gar, al terzo Achille Aget a precedere Accanto dei Beauty. 28,5 a chiudere, 1,17,9, si è andato forte praticamente solo nell'ultimo quarto e Filippo Monti è venuto a vincere con Sidney, questo cavallo austriaco, alla prima uscita italiana per il training di Wolfgang Roth, i colori del signor Robert Erbacek, questo figlio di SJ Photo, in percorso esterno è passato a mezzo giro dalla fine e poi ha controllato il buon finale di Abu Dhabi Gar. Quindi Sidney, Filippo Monti, Wolfgang Ruth, la quota al totalizzatore di 2,66.